nell'abbazia di Vidora. A Ring i genitori chiedono risposte e mostrano le foto dei momenti precedenti al rituale sciamanico dopo il quale il 25enne è scomparso. Dopo il provvedimento del questore, picchia nuovamente l'ex compagna che chiama la polizia e lo arrestano. Il giudice ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. Violenza sulle donne, il ministro Valditara e il papà di Giulia Cecchettin, Gino, hanno firmato un protocollo che definisce azioni concrete per prevenire e combattere il fenomeno. Inizia il 27 marzo il processo all'ex assessore comunale Renato Boraso e 3 imprenditori. Ci sono 15 giorni di tempo per chiedere l'eventuale ammissione al patteggiamento o al rito abbreviato. Bando a casa, dopo la Regione anche il Comune di Venezia è pronto a fare ricorso contro la decisione del Tribunale di Padova in merito ai punteggi sulla residenza. I parenti degli universitari che discutono la tesi di laurea potranno venire a Venezia senza dover pagare il contributo d'accesso. Vale però solo per la discussione e non per la cerimonia del lancio del tocco in piazza San Marco. Grande successo per il villaggio natalizio di Caorle, che ha chiuso questa edizione registrando un vero e proprio boom di presenze con oltre 500.000 di visitatori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la morte di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, ritrovato senza vita nel Piave dopo un rito sciamanico nell'abbazia di Vidore in provincia di Treviso. Ospiti a Ring i genitori chiedono risposte e mostrano le foto dell'interno dell'abbazia quando stava per svolgersi il rituale da cui tutto sarebbe poi scaturito. Non è possibile che dopo quasi 7 mesi, non ci siano risposte. La mancanza di risposte, l'esito degli esami tossicologici che ancora non c'è. Ospiti di Ferdinando Abarino a Ring, Sabrina Bossere, Luca Marangon, genitori di Alex, il 25enne che ha perso la vita a fine giugno all'abbazia di Vidor, chiedono di sapere come è morto loro figlio. Non siamo riusciti a parlare con investigatori e procura, un'attesa estenuante, dicono come estenuante è la ricerca della verità. I Marangon ripercorrono quei giorni, la scomparsa di Alex, le ricerche, le indagini. Non hanno fatto test sui partecipanti, che il giorno che noi siamo arrivati Luca gli ha detto non lasciateli la via, fategli degli esami anche a loro. Quando noi abbiamo detto guarda che si usavano queste sostanze qua, li fate andare via, puntano solo su Alex. Cosa vuol dire? Che Alex ha preso questa sostanza e non, ha dato di matto, si è buttato giù come loro volevano far credere. Ma se allora sul piatto a bilancia mettono anche qualcun altro che ha preso questa sostanza e può avergli fatto del male. Mostrano la foto dell'interno dell'abbazia in cui stava per svolgersi il rito sciamanico. Vorrei capire dove sono finiti tutti quei secchi, tutte quelle bottiglie, tutte quelle cose che hanno usato. Io vorrei capire se chi ha investigato li ha trovati, perché se le trovavano tutte quelle bottiglie, tutti quei secchi, trovavano anche tutte le prove. Erano 4-5 persone quindi al massimo. sono rimasti a tutti cercarlo, a cercarlo. non a gruppi o tutti, intende dire. Mamma e papà ne sono convinti, nessun suicidio, qualcuno la morte di Alex l'avrebbe provocata per poi coprire tutto. Hanno proprio fatto una bella messa in scena, con proprietario seduto sul divano, con il figlio che correva in bicicletta e un momento va sopra il materassino. Il medico dell'obitorio si è sbilanzato quando siamo andati a riconoscere il corpo e ci ha detto che assolutamente non era un corpo che è stato 3 giorni in acqua. Quindi vuol dire che è stato deposto dopo. 7 mesi senza risposte per non far emergere, dicono Luca e Sabrina, verità scomode. Secondo me c'è gente importante che si vuole proteggere. Gente importante, non erano ragazzi, lui era l'unico ragazzo lì. Vabbè, io so che cioè noi tutti adulti e anche di una certa posizione. Esatto. Chi partecipava, io dico parlate perché comunque non venite indagati. Aiutateci a arrivare alla verità. Aiutateci. Violenze all'ex compagna che chiama la polizia, la fuga e l'arresto. Ora l'uomo si trova ai domiciliari, è successo a Marghera.
Aveva nuovamente picchiato l'ex compagna che si era fatta convincere di incontrarlo per lo scambio di auguri di inizio anno, nonostante l'uomo fosse già sottoposto ad ammonimento del questore e all'obbligo di mantenersi a distanza da lei per via dei precedenti comportamenti aggressivi nei suoi confronti. Ora, da inizio gennaio, dopo le ennesime botte, il suo ex si trova agli arresti domiciliari, come deciso dal giudice dopo l'udienza di convalida del fermo, avvenuto nella notte del giovedì 2 gennaio in terraferma a Marghera da parte della Polizia di Venezia con gli uomini delle volanti arrivati a casa di lei. È stata lei a chiedere aiuto chiamando il 113, così dopo l'ennesima violenza subita, nel corso della quale sarebbe nata la lite, poi sfociata in violenza da parte di lui, ora accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cioè la ex compagna. Firmato oggi al Ministero dell'Istruzione e del Merito il protocollo contro la violenza sulle donne che definisce azioni concrete per prevenire e combattere il fenomeno partendo dalle scuole. A siglare il documento il ministro Valditara e il papà di Giulia Cecchettin, Gino, li vedete nelle immagini, che ha ringraziato il ministro per aver dato seguito alla promessa di firmare. Un passo importante per poter iniziare un percorso di sensibilizzazione e formazione delle nuove generazioni verso una cultura del rispetto e a relazioni sane, ha detto Gino Cecchettin. Inizia il 27 marzo il processo all'ex assessore comunale Renato Boraso e 3 imprenditori. Ci sono 15 giorni di tempo per chiedere l'eventuale ammissione al patteggiamento o al rito abbreviato. Inchiesta Palude. Richiesta di rito immediato per i 4 indagati, tuttora agli arresti domiciliari, tra cui l'ex assessore Renato Boraso. Secondo la Procura di Venezia ci sono elementi sufficienti per andare direttamente a processo il 27 marzo, saltando l'udienza preliminare. Compariranno dunque davanti ai giudici, oltre a Boraso, gli imprenditori Fabrizio Ormenese, residente a Jesolo, Francesco Gislon, residente a Montebelluna, e Daniele Brichese, residente a Favaro, come l'ex assessore. I loro avvocati avranno 15 giorni di tempo per chiedere l'eventuale ammissione al patteggiamento o al rito abbreviato, che nel caso di condanna prevede lo sconto di 1/3 della pena. Nelle scorse settimane ci sono già stati alcuni contatti tra i legali e i PM che coordinano le indagini, Baccaglini e Terzo, ma al momento non risultano accordi. A Boraso gli inquirenti contestano il reato di corruzione in relazione a somme di denaro che ha incassato tra il 2022 e il 2023 sotto forma di consulenze immobiliari fatturate dalle sue società, tangenti però, secondo la Procura. Secondo la ricostruzione dell'accusa, inoltre, Boraso sarebbe addirittura arrivato a intimidire la responsabile delle opere idrauliche del comune. L'inchiesta vede indagato con l'ipotesi di corruzione anche il sindaco Brugnaro in relazione alla vicenda dell'area dei Pili. Insieme a lui anche i suoi più stretti collaboratori, il capo di gabinetto e direttore generale di Cafarsetti Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Tutti chiamati a rispondere di corruzione anche in relazione alla cessione di Palazzo Papadopoli e a Ching, con una riduzione del prezzo iniziale d'asta avvenuta tra il 2017 e il 2019. La morte dello studente di medicina finito con la sua moto in una buca lungo la strada regionale 308 tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego. Chiesto il rinvio a giudizio per 2 funzionari di Veneto Strade. Sarà il GUP del Tribunale di Padova a decidere il 4 febbraio prossimo se 2 funzionari di Veneto Strade dovranno andare a processo per la morte di Giordano Sanginiti. Ironia della sorte, era il 4 febbraio 2023 quando lo studente di medicina che viveva a Mirano nel Veneziano con la famiglia, mentre percorreva con la sua moto la strada 308 del Santo, ha perso il controllo del mezzo dopo essere finito in una buca ai confini tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego. Un incidente che non gli aveva lasciato scampo. Da subito i genitori avevano chiesto giustizia e si erano affidati allo studio 3A. A quasi 2 anni dalla morte, la perizia disposta dal tribunale ha stabilito che lo studente indossava regolarmente il casco e percorreva la strada a una velocità consentita. Nel mirino quindi proprio una maledetta buca che infatti pochi giorni dopo Veneto Strade aveva provveduto a rattoppare lungo la strada posizionando cartelli segnalatori fino a quel momento mancanti. I 2 funzionari, un 39enne di Zelarino e un 61enne di San Donà di Piave, sono accusati di omicidio stradale.
Bando casa, dopo la Regione anche il Comune di Venezia è pronto a fare ricorso contro la decisione del Tribunale di Padova in merito ai punteggi sulla residenza. Regione e Comune di Venezia impugneranno la sentenza del Tribunale di Padova che ha accolto il ricorso di alcune associazioni contro la legge regionale e il bando ERP nell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai residenti in Veneto, in particolare a Venezia, da almeno 5 anni. Correremo perché questa situazione che si è creata rischia di essere iniqua nei confronti dei cittadini veneziani e di ogni comune veneto. Crediamo che un cittadino di un comune che fa domanda per le case del suo comune debba essere in qualche modo aiutato e privilegiato rispetto a un cittadino che fa domanda per quelle case ma che arriva da un'altra parte d'Italia o del mondo. È un ragionamento che mi sembra abbastanza banale e semplice, perché se uno per 20 anni ha fatto domanda per le case in comune e le aspetta, ha pagato le tasse nel territorio comunale e ha contribuito al restauro di quelle case, ha vissuto in questo territorio, è giusto dare prima una risposta a lui e poi si avanza a qualcun altro. Già nell'aprile 2024 la Corte Costituzionale aveva bocciato il requisito della residenza di lunga data per partecipare ai bandi. Ora questa sentenza stabilisce che anche una semplice premialità sarebbe discriminatoria. Se noi prendiamo per buona questa sentenza senza ricorrere, dovremmo dar per scontato che un cittadino di Trieste o di Napoli o del Bangladesh, appena sbarcato in Italia col permesso di soggiorno, fa domanda al bando ERP, al bando per le case popolari del Comune di Venezia, e ha gli stessi diritti e punteggi di un cittadino veneziano che abita qui da 40 anni. E mi sembra abbastanza folle come situazione. Venturini evidenzia anche un altro aspetto. Andremmo a creare una situazione di accentramento nei comuni che hanno più case di disagio sociale, perché tutti i territori circostanti che hanno meno case manderanno i cittadini a fare domanda nel comune capoluogo, in particolare Venezia, che è il comune che ha più case in assoluto in Veneto, e ovviamente il comune attirerà e attrarrà in città delle situazioni di fragilità che, se sono limitate a quelli della città, riusciamo a farci fronte a fatica in questo momento storico. Se invece iniziano a sommarsi anche situazioni di fragilità, di bisogno dei comuni limitrofi e delle regioni limitrofe, davvero siamo davanti a una situazione problematica. Quindi è davvero preoccupante questa sentenza, è preoccupante anche che da alcune parti politiche venga salutata con favore, perché non si capisce che non si fa un dispetto a me o al governatore Zaia, si fa un dispetto ai cittadini veneziani che davanti a una sentenza del genere rischiano di essere loro discriminati. E adesso il nostro viaggio proprio tra le case popolari del comune. Siamo tornati a Marghera, tra gli alloggi sfitti di Insula di Via della Rinascita, con Carla. Per lei più di 15 anni di attesa per un'abitazione. Difficile, se non impossibile, ottenere anche in caso di emergenza abitativa uno degli appartamenti delle case popolari comunali. A Venezia le liste dell'edilizia residenziale, i famosi appartamenti ERP, ferme al 2022, anno in cui è stato bloccato il bando e la graduatoria perché incostituzionale. Sono poco più di 1000, con un bando che supera le 2200 richieste, tra queste anche quelle di Donatella Vescovo, ancora senza una casa. Con lei torniamo a Marghera, tra gli oltre 35 appartamenti chiusi e inutilizzati di Via della Rinascita. Qui la gente è diffidente, tra tribolazioni personali ed economiche la casa sembra essere un appannaggio davvero per pochi, e così come è stata assegnata il timore che nel percorso a ostacoli tra nuove graduatorie, punteggi e contratti non rinnovati possa ridiventare privilegio per pochi ed essere tolta. Timori anche di Carla, 60 anni, nome di fantasia, che ci chiede per questo l'anonimato. Ti posso dire che io ci ho messo ben 15 anni, le assistenti sociali mi hanno sempre risposto che non c'erano case. Io gli ho sempre detto datemi una casa vicino a mia mamma che sono tante vuote. Io non voglio occupare case, datemene una. Ma non è così, devi fare la trafila della domanda, del bando. Ho fatto il bando. L'ultimo bando che ho fatto nel 2010 ero 129esima, dovevano dare 140 appartamenti, se non che hanno dato 80 appartamenti, io sono rimasta di nuovo ferma. Ora come allora, racconta Carla, gli appartamenti non vengono assegnati, almeno qui, tra ostacoli burocratici o per mancata manutenzione, con le case che nel tempo diventano fatiscenti e usurate. Insomma, l'appartamento non andava bene, quindi poi è riuscita ad ottenere un appartamento dignitoso? No, ho dovuto prima fare una denuncia tramite i giornalisti
e allora dopo mi hanno dato un appartamento qua in via della Rinascita. Speedline di Santa Maria di Sala, nominati 3 commissari dal Ministero del Made in Italy, subito un incontro in regione, così i sindacati a tutela dei lavoratori ancora senza cassa integrazione straordinaria. È arrivata la notizia della nomina di 3 commissari straordinari per l'amministrazione di Speedline. I 3 commissari nominati dal Ministero del Made in Italy, oltre al dottor Maurizio Castro, già operativo in azienda, si aggiungono altri 2 professionisti. Si tratta del commercialista e avvocato siciliano Giovanni Patti e il professore di diritto costituzionale Alfonso Celotto. Notizia questa della nomina di 3 commissari che sorprende e sconcerta i sindacati. Ecco il perché. Non nascondiamo, ci ha colto un po' di sorpresa in quanto immaginavamo tutti che ci fosse una scelta in continuità col commissario giudiziale che era Maurizio Castro. La scelta della triplice nomina probabilmente giustificata come mossa strategica per rilanciare l'azienda dei cerchi in lega e tutelare i posti di lavoro, per i quali i sindacati chiedono ora una immediata convocazione in regione. Il primo obiettivo che noi abbiamo, ci stiamo già lavorando in queste ore, è la convocazione del tavolo in regione per richiedere la cassa integrazione straordinaria. Ricordiamo che i lavoratori sono a casa già da 2 mesi senza l'approvazione della cassa, quindi con uno stipendio assolutamente risicato. Il giorno 7 hanno ripreso a lavorare con l'utilizzo comunque di ammortizzatore sociale in maniera molto importante. Non essendo approvata ancora la cassa integrazione, non hanno ancora la retribuzione della cassa corrente né quella degli arretrati. Altre novità in merito al contributo d'accesso: i parenti degli universitari che discutono la tesi di laurea potranno venire a Venezia senza dover pagare. Questo però varrà solo per la discussione e non per la cerimonia del lancio del tocco in piazza San Marco. Stessa esenzione anche per i parenti dei funzionari pubblici che hanno un appartamento assegnato in città. Se questi ultimi finora erano esentati per motivi di lavoro, lo stesso non poteva valere per i loro congiunti. Cambiamo argomento. A Caorle grande successo per il villaggio natalizio che ha chiuso questa edizione registrando un vero e proprio boom di presenze con oltre 500.000 di visitatori per le 2 settimane di eventi. Si è appena concluso e già si pensa alla prossima edizione. A Caorle grande successo per l'evento dell'Epifania e prima di Natale, che ha richiamato l'arrivo di oltre 500.000 di visitatori arrivati da tutta Europa, in particolare da Austria e Germania, insieme naturalmente a tanti italiani. Boom anche di prenotazioni alberghiere, specie a Santo Stefano e Capodanno, dove si è registrato il quasi tutto esaurito e con giornate che hanno fatto registrare picchi negli accessi alla città paragonabili a Ferragosto. Caorle Christmas Time, con il programma ricco di eventi per adulti e bambini, si è tenuto nel cuore del centro storico. Successo per il villaggio dei pescatori e per il Grinch, l'anima green dell'evento, con l'albero di Natale che si accende a pedali e ha portato la città all'attenzione nazionale. Quindi la ruota panoramica, il mercatino natalizio e la danza delle meraviglie. Appuntamento a dicembre 2025. Ed ora un breve itinerario tra i presepi allestiti quest'anno nelle chiese del Lido di Venezia. Siamo ancora nel tempo natalizio e quindi ecco a voi un itinerario tra le natività realizzate quest'anno nelle 7 chiese del Lido di Venezia, 6 parrocchie e la chiesa delle Suore Bianche di clausura. A Sant'Antonio, ad esempio, la natività è stata presentata ai fedeli attraverso le icone della tradizione e natività cristiana. A Santa Maria Elisabetta invece il presepio ha come sfondo e l'altare della Natività di Betlemme, tradizione ed essenzialità che però generano emozioni anche a San Nicolò. Monsignor Cesare Zanusso, parroco di Sant'Ignazio a Cabianca, Santa Maria Assunta di Maramocco e amministratore di Santa Maria della Salute dei Beroni, ci racconta quelli a sud dell'isola. Nel presepio di quest'anno abbiamo voluto accanto come sfondo mettere le 2 porte del Giubileo, perché nella notte di Natale
Papa Francesco ha aperto questo anno, appunto chiamato Giubileo, un anno di grazia, e sullo sfondo ecco la croce per ricordare che Gesù che nasce è lo stesso Gesù, vero, che è venuto per morire sulla croce per noi, per manifestare il vero volto di Dio, che è misericordia e perdono. Lungo questo anno chiamato appunto del Giubileo, ciascuno riscopra la presenza e la vicinanza del Signore tutti i giorni. Ecco, Ultimi giorni della nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Questa sera vediamo a quello realizzato dal signor Graziano Manzatto di Cegge. Con queste immagini io vi saluto, vi lascio poi alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie, buona serata.